Il già consigliere comunale di Agrigento, Raffaele Sanzo, interviene in riferimento al 30% degli incassi della Valle dei Templi non più trasferito al comune di Agrigento ma alla regione. Poi sul servizio di nettezza urbana e in premessa sul suo nuovo ruolo politico di portavoce dei gruppi consigliari di maggioranza. Agrigento cambia e Agrigento rinasce. Sì, abbiamo sentito l'esigenza di creare un unico portavoce per i due gruppi per dare più forza politica all'azione dell'amministrazione, per rivendicare con non qualche punta di orgoglio il quanto è stato fatto e tutti i progetti che abbiamo in mente di fare a brevissimo termine. Questo è quanto. E a partire dalla prima dichiarazione che ho già fatto, che ho già resa, che riguarda il 30% dei proventi della Valle dei Templi. Non è pensabile, si tratta di depredare gli agrigentini. Noi dei visitatori dei templi abbiamo il traffico, la confusione, la viabilità, la logistica, ma non ce ne viene niente. Noi abbiamo diritto a ripristinare il 30% che peraltro adesso è tolto persino al parco e nessuno fruisce di questi soldi salvo la regione. Non ci piace questa cosa. Invitiamo gli agrigentini a mobilitarsi. Un'altra incombenza nella vostra agenda è la gestione del servizio di nettezza urbana, la qualità del servizio, le prospettive. Allora, ci piace rivendicare con orgoglio, questo sì, non per l'amministrazione, per gli agrigentini. Il 66% degli agrigentini fanno la raccolta differenziata, in 4 mesi un risultato che non si è mai visto. Ci sono il 34%, tra cui ci sono incapienti per i quali dobbiamo trovare una soluzione, tra cui ci sono i furbi, quelli che non vogliono pagare, non quelli che non possono pagare, e ci sono i furbi che sono i proprietari delle case che affittano in nero e mettono in condizione anche coloro che vorrebbero fare la raccolta e che non possono fare. Gli agrigentini devono sapere che se ci sono furbi pagano tutti gli onesti. Questo non è dato, questo non è possibile, e faremo insieme con i vigili urbani ma anche la polizia e l'amministrazione finanziaria dello Stato, andremo a bussare casa per vedere chi ci abita, chi sono i proprietari, se hanno registrato e se pagano quello che devono pagare.